Regione Liguria destina 4 milioni di euro per l'efficientamento energetico di edifici pubblici di 58 comuni interni. In particolare, l'amministrazione intende promuovere le nuove misure in favore degli edifici delle valli dell'entroterra ligure, tra cui la Fontana Buona, puntando a ridurre consumi e a migliorare i servizi. Le agevolazioni, concesse a fondo perduto fino a 150.000 euro, copriranno fino al 100% degli investimenti. La Regione Liguria sulla parte energetica mette a disposizione circa 14 milioni di euro sia per le aree interne che le altre aree della nostra regione, sia per le imprese che per la pubblica amministrazione. In questi anni sono state più di 181 le aziende che hanno intercettato i fondi legati all'efficientamento energetico che la Regione Liguria ha messo a disposizione, di cui siamo molto orgogliosi. Non finisce qui comunque. E intanto va avanti il progetto sulle comunità energetiche, una possibilità importante per tutto il territorio. La capacità dei territori di trovare il modo di fare sistema attraverso questa opportunità delle comunità energetiche, che è un'opportunità importante per un autoconsumo, per una gestione della parte energetica direttamente sui territori. La Regione prosegue nel suo intento di sensibilizzare e spiegare ai cittadini quale sia lo scopo delle comunità energetiche rinnovabili, tanto da aver costituito un apposito sportello informativo a cui tutti i liguri si possono rivolgere, volto allo scioglimento di dubbi e ad eventuali approfondimenti sul tema. Quindi la Regione mette in campo risorse, mette in campo know-how e soprattutto mette in campo una cosa innovativa, che è quello, diciamo, di uno sportello in giro per la Liguria per spiegare cosa vuol dire una CER, come si costituisce e tutta una serie di attività che sono legate a questo importante, diciamo, contributo al miglioramento del nostro clima.